Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi. Appuntamento ormai consueto, settimanale. Cambiamo un po' i giorni della settimana, ma ci ritroviamo anche a vostra richiesta, su vostro interesse, con associazioni di consumatori. Il capitolo con ADOC Veneto a questo punto giunge alla sua conclusione di una serie di argomenti, e in quest'ultima puntata insieme abbiamo il piacere di avere anche non solo ADOC Veneto ma anche Federconsumatori, con Sergio Taurino, presidente regionale ADOC Veneto, e Giovanna Capuzzo, che ormai conoscete, che invece è presidente regionale Federconsumatori. Ben arrivati a entrambi. Grazie. Portate che noi facciamo per i cittadini, per i consumatori, ricordando, e io ci tengo a sottolinearlo perché mi è capitato più volte fuori onda nella vita reale che tanti domandassero, che le associazioni di consumatori servono per tutelare tutti i cittadini indistintamente, i diritti di tutti in tantissimi ambiti e casi, non soltanto quelli che abbiamo menzionato, non solo casi specifici. C'è una competenza legale di consulenza, di assistenza, di supporto a tutti i cittadini, a prescindere dall'età, da qualsiasi cosa, insomma. Quindi per supportare, per far sì che queste associazioni siano sempre più forti, presenti e abbiano anche possibilità di interagire con le aziende forti del territorio, con la parte governativa, dovete naturalmente supportarle anche iscrivendovi. Quindi vabbè, ci siamo capiti. Ci siamo capiti, Sergio Taurino? Sì, beh, buongiorno a tutti intanto. Ci siamo capiti sì, perché penso che la comunicazione di tutto il lavoro che facciamo deve trovare anche un interlocutore. Supporto, il supporto probabilmente, forse dobbiamo, le strategie comunicative le dobbiamo un attimino performare, comunque il supporto sicuramente ci deve essere. Ma voi dietro le quinte lavorate, l'abbiamo sempre detto, siete delle persone, dei volontari che lavorano tantissimo per i cittadini, e quindi è importante anche riconoscerlo, insomma. Sì, perché quello che ho detto un paio di trasmissioni fa, diciamo, il lavoro di back office è veramente imponente e diventa sempre più, anche più imponente, proprio perché essendo volontari la maggior parte, poi dopo magari qualcuno sarà anche inquadrato, ma la maggior parte è volontari nelle nostre associazioni, abbiamo in questi anni affinato anche le tecniche, per cui devo dire che da 15 anni che io sono nelle associazioni dei consumatori si è molto migliorato sotto il profilo diciamo, dell'organizzazione e anche della comunicazione, però ancora viviamo di volontariato maggiormente e viviamo anche della nostra, diciamo, delle nostre capacità. Formazione, aggiornamento, chiaro. Sono tutti temi che purtroppo dobbiamo tenere presenti, e per cui la nostra giornata lavorativa, mia e anche di Giovanna, diventa un full time praticamente. Per stare dietro un po' tutte le questioni. Per stabilire. Adesso forse bisognerà cominciare a ragionare anche su come dare anche supporto, assistenza, consulenza. E ricordo non solo in fase giudiziale ma anche extragiudiziale, la nostra maggior parte del nostro lavoro in fase extragiudiziale, parlo reclami, conciliazione e quant'altro. Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori, l'attività, anche per capire, tra le varie associazioni è tale quale, vero? Perché tanti chiedono, ma una è associazione più specializzata in una cosa anziché in un'altra, quindi molti cittadini non hanno forse chiarezza delle basi praticamente con cui operate. Certo, beh, innanzitutto diciamo che inizialmente forse le associazioni dei consumatori erano nate con dei filoni di specializzazione, c'era chi si occupava più del bancario, più di altri settori, più dell'energia. Dopo poco, con il tempo, anche come ha detto il collega Taurino, che tra l'altro ringrazio per il graditissimo invito, ci siamo tutti un po' evoluti, abbiamo tutti cercato ovviamente di, come si suol dire, remare verso la stessa meta, e tutti di fatto noi spingiamo adesso per la tutela e l'informazione e la formazione del cittadino consumatore. È chiaro che il nostro lavoro è un lavoro prettamente fondato sul volontariato, ma che con il tempo ovviamente si è dovuto evolvere e ha dovuto anche far sì che ci fosse una certa stabilizzazione anche del nostro personale, proprio per garantire anche una sorta di continuità. Che volontariato non vuol dire persone che non sono preparate, perché tante volte si fraintende.
No. Si fraintende. Anzi, i volontari che operano con estrema dedizione presso tutte le nostre associazioni sono persone molto competenti. Generalmente poi tra l'altro si occupano del settore proprio di provenienza professionale, dove quindi hanno acquisito delle competenze, delle conoscenze, delle informazioni che diversamente altre persone non potrebbero avere, e anche delle, diciamo, competenze proprio a livello pratico, perché proprio nella vita, magari nella maggior parte dei casi si tratta appunto di pensionati, loro hanno gestito e conosciuto quel determinato settore e quelle determinate problematiche. Tra l'altro i nostri volontari, che bene o male tra Federconsumatori e ADOC parliamo insomma di una squadra di circa 150 persone, sono una base molto importante, sono la linfa, sono sempre stati la linfa vitale insomma della nostra associazione, hanno sempre portato in effetti competenze e ovviamente qualità nel servizio offerto. Vorrei dirti che proprio appunto un appunto anche per la collega Giovanna Capuzzo, ti dico Giovanna perché ormai sono 15 anni, a proposito è stata lei c'era già quando sono arrivato io, per cui ho dovuto imparare anche da lei. Noi impariamo, io almeno dalla mia esperienza, come dice Giovanna, abbiamo fatto formazione tramite i volontari, perché questi volontari, come dice, vengono dal mondo del lavoro e magari sono stati funzionari di banca piuttosto che non dirigenti di grandi compagnie telefoniche, per cui hanno anche dimestichezza e quindi su certe problematiche ci hanno formato loro a noi, vorrei dire anche. Ecco, il tema di quest'oggi non è una provocazione, ma è una cosa molto seria e reale, educazione finanziaria. Dopo faccio interagire entrambi su questa. Perché, Presidente Taurino, insistete tanto sul discorso dell'educazione finanziaria, che è un argomento che non va nessuno è giù a tante persone, perché dicono ma se ci sono le banche, ci sono questi consulenti finanziari che dovrebbero essere onesti e fare il loro lavoro, perché noi cittadini dobbiamo metterci anche a occuparci di questo, commettendo a volte gravi errori e situazioni anche a volte difficili. Cosa si intende per voi per educazione finanziaria? Tanto dopo la stessa domanda la giro anche alla Presidente Capuzzo. Noi siamo partiti con dei progetti del Ministero dello Sviluppo Economico, poi dopo portati avanti dalla Regione Veneto negli ultimi anni, penso negli ultimi 3-4 anni se non ricordo male, con l'educazione finanziaria. Dico, l'educazione di per sé del consumatore, adesso parliamo di educazione finanziaria, diciamo è il punto di partenza per poter avere un approccio corretto in tutte quelle che sono le azioni da consumatore nella vita. E io ho sempre detto, quando ho preso in mano 15 anni fa ADOC, ho detto basta difesa e basta, bisogna fare orientamento dei consumatori. Io intendo l'orientamento come, diciamo, il primo step anche di una consapevolezza che deve avere il consumatore di poter avere mezzi e strumenti che gli possano permettere di poter avere anche dei riscontri quando si interfaccia in tutte le problematiche della vita di ogni giorno. Quindi la parte finanziaria, come ha detto Giovanna, siamo partiti con determinati e specifici settori, ce ne sono 7-8 ambiti del consumerismo, e in quella strada abbiamo poi dopo sviluppato tutte le nostre capacità, le nostre potenzialità, ma il consumatore deve capire che prima bisogna che intercetti anche quelle strutture come le nostre per poter avere risposte alle sue domande. Non a caso in queste trasmissioni, quando siamo venuti, abbiamo trovato delle persone che erano totalmente inconsapevoli del fatto che esistessero anche diciamo, le nostre associazioni. Proprio appunto, e questo penso che sia il punto di partenza per un consumatore, diciamo, informato, per poter gestire meglio anche tutte le azioni della sua vita quando succedono delle grane o dei problemi di vario genere. Io poi dopo ogni tanto mi scappa sempre, perché sono uno un po' focoso, mi scappa ogni tanto anche di essere un po' abbastanza critico, come dire, forse un po' troppo diretto, ecco, su certe problematiche che i nostri consumatori ci espongono, per cui questo è il mio punto di vista. Finanziaria, che cos'è l'ambito della finanza in cui voi vorreste che i cittadini, perché poi a volte quando si dice consumatori sembra di stringere, no, il range, in realtà tutti i cittadini, anche i tanti pensionati che a volte hanno molto tempo a disposizione, ancora giovani, si cimentano.
Sì, tanto di più cittadino va benissimo, anche perché ultimamente noi abbiamo mirato la nostra attività di informazione e formazione proprio dai più piccoli, anche dai bambini, proprio perché si parla, un vecchio detto ha sempre detto, insomma, prevenire è sempre meglio che curare, quindi dare delle basi, delle informazioni, l'ABC già da quando si è piccoli, e quindi dare le prime informazioni su come poter utilizzare in maniera consapevole, che non vuol dire in maniera giusta o sbagliata, ma in relazione alle proprie necessità, le proprie capacità, il denaro che si ha a disposizione, è un percorso che secondo noi da qualche anno va fatto proprio dai primi anni, insomma, di vita fino ovviamente all'età adulta, perché è chiaro che già i bambini, che saranno ovviamente gli adulti, le donne, gli uomini del domani, se riescono ad avere le informazioni base già da piccoli, non solo possono a loro volta diffondere quello che hanno saputo dalle nostre, insomma, informazioni ai loro parenti, ai papà, alle mamme, ai nonni o quant'altro, ma comunque poi crescendo saranno in grado di fare appunto delle scelte quanto più appunto consapevoli possibilmente, ovviamente, in base appunto, come si diceva prima, alle loro capacità e alle proprie esigenze. Questo è molto importante. Abbiamo parlato di investimenti. Allora, lo so che è un tema delicato, ma solo senza entrare nel merito specifico, siccome tanti, ecco, infatti mi viene in mente proprio parlando con voi di questa questione, hanno sollevato il problema di investimenti che vengono suggeriti, eccetera, poi però c'è un rischio molto alto da parte del cittadino. Abbiamo visto quello che è successo con le banche, che voi come associazione avete seguito, state seguendo, quindi in modo molto importante, e i cittadini si chiedono: ma come facciamo adesso ancora a fidarci negli investimenti? C'è un ABC da seguire? C'è qualcosa che l'associazione può fare? Supportate? È giusto, perché ognuno ha la sua competenza. Beh, sì, diciamo che sia noi di Federconsumatori che Deadoc, proprio sulla scia dell'educazione finanziaria, abbiamo sviluppato, insomma, non solo delle brochure ma anche delle brevi pillole informative, dove appunto diamo delle elementari, diciamo, indicazioni proprio per far capire al cittadino come può comunque utilizzare lo strumento dell'investimento, perché noi chiaramente non vogliamo demonizzare nessuna disponibilità che gli istituti bancari mettono a disposizione dei risparmiatori, ma è chiaro che ogni scelta deve essere fatta con oculatezza e con consapevolezza soprattutto. Poi ripeto, non siamo noi, non spetta a noi definire se poi la scelta effettuata sia giusta o sbagliata, ma è chiaro che è necessario che una persona che si affida a un istituto di credito può farlo comunque fino a un certo punto, perché in ogni caso la nostra controparte è una controparte che ha dei suoi interessi, che il più delle volte sono contrapposti rispetto a chi si rivolge a loro, ed è giusto che quindi il consumatore, il risparmiatore che entra dentro una banca abbia degli elementi base da considerare e da non sottovalutare, perché il fattore fiducia possiamo dire che può arrivare fino a un certo punto, ma poi siccome, come diciamo sempre, la firma posta sui documenti è la nostra, e a prescindere dal fatto che noi abbiamo avuto tempo, abbiamo avuto la voglia di leggere tutte le clausole che vanno a comporre un contratto, poi abbiamo posto la firma, poi è difficile andarsi a lamentare e contestare eventuali problemi. Quindi prendersi sempre, per esempio, uno degli consigli base che diamo, prendersi sempre tutto il tempo per prendere visione di tutti i contenuti e le clausole di un contratto, e se non si comprendono i contenuti, farsi aiutare, rivolgersi a un'associazione di consumatori, rivolgersi a un professionista, rivolgersi a qualcuno che comunque può dare delle risposte ai nostri quesiti. Chiaro. Allora, dopo vedremo anche una clip su questo tema, su questo argomento, ma ne seguiremo anche un'altra, ma c'è la pubblicità, quindi dopo la pubblicità tra poco.